C'è preoccupazione per i dazi, fa bene la Lega avere questa linea così schiacciata verso Trump? Ma la linea non è schiacciata verso Trump, il vero tema è che i dazi sono un problema, lo sono in realtà, ne ho parlato in più occasioni e lo dico anche da Veneto, visto e considerato che noi esportiamo 8 miliardi di euro rispetto agli Stati Uniti, il nostro esporto sugli Stati Uniti. E c'è anche da dire che l'Europa deve muoversi velocemente, non in ordine sparso, questa è un'altra preoccupazione e spero che l'Italia approfitti di questa sua posizione particolare, che è una posizione nella quale come paese europeo nel G7 non ha mai avuto una posizione ostile rispetto a questo governo. Ma deve andare da sola l'Italia in questa... No, no, o non ho deve detto andare con l'Europa? No, perché questo è anche il tema. L'Italia deve andare con l'Europa, dopodiché l'Italia può fare da pontiere, visto e considerato il ruolo che ha avuto e diciamo, il rapporto che ha con questo governo. È vero che gli imprenditori... questo rapporto, scusa, uno alla volta, è ragazzi. vero che gli imprenditori veneti se vogliono mangiare Salvini? No, No, non è vero? no. Ma tu Ma chi è vorresti... che te l'ha detto? Lo dicono tutti. No, non hai parlato con i veneti. E non E tu sono arrabbiati gli imprenditori veneti? Ma gli imprenditori veneti sono preoccupati anche perché poi noi conosciamo bene l'export, siamo una comunità che ha molto internazionalizzato, abbiamo 600.000 partite IVA e quindi considerate che ad esempio nello Sport System noi produciamo l'80% di scarponi da sci del mondo, piuttosto che l'occhialeria viene tutta dal Veneto. E quindi siamo preoccupati di questo, ma è altrettanto vero che penso che Trump rischi anche un boomerang, visto e considerato che i dazi applicati a tutto il mondo innalzeranno l'inflazione nel loro paese e soprattutto gli americani spenderanno di più per comprare gli stessi articoli. Ma le imprese che hanno perso ieri 50 miliardi in borsa, che si sente di dire? Che la borsa tornerà su comunque, no? Perché comunque... Basta non ci torna in testa, che No. ce la tirano. No, le borse in testa non ve le tirano. Ah. Devo andare dentro però ragazzi. Senti, te rode che non diventerai segretario al posto di Salvini? No, sono Dai, che te rode- sono sarai sempre il felicissimo. secondo, Non mi, sarai sempre- non mi sono mai candidato. No, non sono il Toto Cotugno della Lega. Ah, vero. Canta un attimo, faccio Cosa una vuoi canzoncina, cacciare? voglio vedere se sei Toto Cotugno. No, povero. no, Ma è contento aspetta. invece che Vannacci possa diventare vice segretario? Ma guarda, cioè, perché questo accada bisogna che si tesseri innanzitutto, per cui al momento il problema non esiste, visto e considerato che per essere vice segretari bisogna essere tesserati. Vi saluto e se ragazzi. si tessera in 5 secondi e diventa vice segretario? Mi farò presentare chi è così bravo e Tu e veloce. resteresti nella Lega con Vannacci? Nasco in Lega e muoio in Lega, quindi non mi sposto da qui. Grazie.